Un impegno portato a termine da Rete Veneta. Dopo la segnalazione ricevuta dai residenti di un condominio Ater in piazza San Marco a Rosà, che da anni si ritrovano a convivere con un problema di allagamento della zona garage, invasa dopo ogni temporale da una vera montagna di fango, abbiamo chiesto una risposta al sindaco Paolo Bordignon. Risposta che è arrivata puntuale e risolutiva. Al di là delle responsabilità siamo un alloggio Ater, per cui proprietà dell'Ater. L'amministrazione comunale comunque in passato è già intervenuta nella piazza per sistemare un po' le betonelle, ma anche per quanto riguarda le infiltrazioni. Abbiamo risolto in parte il problema. Proprio la settimana scorsa avevamo seguito da vicino la faccenda, raccontando la disperazione delle tante famiglie costrette ad avere paura di ogni acquazzone, di ogni temporale. Abbiamo fatto delle video ispezioni sempre come comune e assieme ad Ater, perché siamo in collaborazione, la sinergia con Ater è immensa, per cui stiamo lavorando anche se non è nostra competenza all'interno di strutture di Ater, però è giusto dare una risposta a queste persone. Faremo a breve un altro intervento sulla struttura per risolvere totalmente il problema. Se eventualmente il problema non si risolve, interverremo in maniera drastica assieme ad Ater, perché a questo punto le responsabilità ricadranno anche su Ater, ma siamo già a contatto con il responsabile dell'Ater di Vicenza, con la collaborazione che abbiamo, a breve daremo delle risposte positive alle persone. Dunque, sebbene di competenza Ater, è il Comune che interverrà in pieno accordo responsabilmente a tutela dei cittadini e sulle tempistiche Bordignon è chiaro. Noi abbiamo già dato l'incarico all'azienda che dovrà intervenire, penso in questa settimana, la settimana prossima al massimo, e credo che con questo intervento andremo a risolvere totalmente il problema.